Grazie di essere venuti, nonostante lo scarto temporale. Forse qualcuno è venuto alle 5:30, si è arrabbiato, avrà detto come sono mal organizzati. Benissimo, sono molto contento. Allora, con oggi concludiamo questo ciclo fatto di 9 lezioni sui tipi che in qualche modo caratterizzano un'epoca, un tempo, e concludiamo con il museo. Forse il tema oggi più répandu, quello che è più successo, dove più si misura la capacità dei grandi architetti, ammesso che questo concetto possa avere senso. Se prendiamo quelle che si chiamano archistar, con una brutta espressione, da Zaha Hadid a Frank Gehry a Colas, tutti si sono cimentati con un progetto di museo. Naturalmente, se intendiamo per museo il luogo dove si conservano non soltanto le memorie, non soltanto il bello, ma tutto ciò che ha a che fare con il concetto di bene culturale, voi capite che il tema è amplissimo. Se andiamo a prendere il codice dei beni culturali 2004, detto codice Melandri, andiamo a leggere la definizione di museo, ci troviamo praticamente dentro di tutto. È un edificio dove si conservano senza fini di lucro, si conservano, si catalogano e si mostrano oggetti che hanno un valore artistico, storico e testimoniale. Soprattutto dopo gli anni 70, quando il concetto di bene culturale si amplia e va oltre ciò che consideriamo bello, ma comprende anche quello che ha un valore storico testimoniale, abbiamo una fioritura di musei che coprono tutti i campi possibili e immaginabili. Si cominciò negli anni 70, qualcuno ricorda, con i cosiddetti musei di cultura materiale, dove si conservavano aratri, zappe, e questo segnò l'inizio di una fase davvero nuova. Io mi concentrerò su un tema che è il museo locale soprattutto, o quello che possiamo chiamare un museo identitario, ovvero quel luogo dove, a partire dall'età romantica, si pensa di riflettere l'immagine di una città. Oggi, se noi pensiamo al museo civico, abbiamo soprattutto in mente un luogo dove si conservano collezioni di dipinti o di sculture. Quello è oramai il concetto che abbiamo nella nostra testa, e non è sbagliato. Vedremo che questo è, se volete, la conclusione di un processo abbastanza complicato che dall'inizio degli anni 30 giunge fino a noi. In origine, appunto, il museo civico era il luogo dove attraverso il quale si cercava di ridare, di restituire al pubblico l'identità di una città. Quindi non erano soltanto quadri, non soltanto sculture, ma anche medaglie, frammenti archeologici, pezzi che avessero a che fare con l'artigianato locale e via dicendo. Aveva una stretta connessione con i cosiddetti storici eruditi. Vi mostro questa immagine che è di Cesare Cantù. Cesare Cantù è un eminente storico erudito lombardo, nato in Brianza, ovvero tra Milano e Como. Fu il suggeritore di tutta una serie di musei sparsi per la Lombardia, compreso quello di Milano. Quello che voglio sottolineare è che contemporaneamente stava scrivendo una grande illustrazione del Lombardo-Veneto, dove attraverso una immagine, una fotografia, diremo oggi, dei luoghi, cercava di ricostruire un'identità. Cesare Cantù concluderà la sua carriera come direttore, direi fondatore, dell'Archivio Storico di Milano. Quindi diciamo che in un periodo che comincia con l'età della Restaurazione, dopo l'età napoleonica, c'è uno sforzo da più parti di restituire il volto di una città, attraverso il museo, attraverso le guide, attraverso la guida, anzi, in genere la guida era calibrata su un singolo caso urbano, e attraverso altri strumenti, soprattutto nelle città a più alta tradizione storica, dove esisteva una tradizione di studi storici. Un po' quello che abbiamo detto a proposito dei palazzi comunali, no? Che nascono con questa immagine medievale, soprattutto nei comuni che avevano avuto una forte storia nel Medioevo. Ma non soltanto il Medioevo, gli storici eruditi, e per erudito non intendo uno storico particolarmente colto e magari un po' noioso, come diciamo noi oggi, di un erudito. Eruditi erano quegli storici che, partendo dall'insegnamento di Ludovico Antonio Muratori in Italia o di Mabillon in Francia, decidono di studiare la storia attraverso i documenti.
smettiamola con i miti, smettiamola con Tito Livio che ci aveva raccontato della fondazione delle città attraverso personaggi che erano venuti in Italia con Enea o con altri eroi, pensate al caso di Antenore a Padova, ma studiamoli sui documenti, attraverso i documenti ricostruiamo una storia autentica. Ecco, Cesare Cantù era uno di questi personaggi. Il Museo di Napoli, il Museo Filangieri, il Museo Civico di Napoli, è un bel esempio di museo identitario rimasto ancora oggi così com'è. Vedete nel Palazzo Filangieri, che ha dato il nome al tutto, in basso vediamo l'ingresso dove abbiamo una serie di armature, le più disparate, ce n'è una anche giapponese, come vedete sulla destra. Al piano di sopra, nella stanza centrale, abbiamo in basso una sequenza di dipinti nella parte più bassa, poi nella balconata una serie di oggetti variamente ereditati, in genere sono collezioni che vengono cedute al comune, come tali diventano oggetto di esposizione, e nell'ultimo girone in alto una serie di dipinti di scarso valore ma di napoletani illustri. Quindi se volete il Museo Filangieri fotografa una situazione che altrove è andata modificandosi, soprattutto come vedremo è andata dissolvendosi in una serie di sottomusei, chiamiamoli così, non voglio dare un giudizio, ma di musei specialistici che corrispondono a quella che in origine era una parte del museo. Lo stesso vale per la biblioteca e l'archivio storico che nascono insieme al museo. Che il museo nasca per donazione, come vedremo a Venezia, grazie a una serie di donazioni, o che nasca per altri motivi, all'inizio l'abbinamento è tra museo identitario, biblioteca e archivio storico-civico. Ma rimanendo a Napoli possiamo parlare di quello che forse è stato il primo edificio museale, che è quello che oggi corrisponde al Museo Archeologico Nazionale, che in realtà era nato come Palazzo degli Studi, vedete da questa immagine seicentesca, che poi con Carlo di Borbone attorno alla metà del Settecento, a seguito della scoperta di Pompei e di Ercolano, diventa il luogo dove si raccolgono molti, la più parte dei reperti mobili che vengono dagli scavi. Quindi il Palazzo degli Studi viene ampliato, sopralzato, e accanto alla funzione degli studi, diciamo accanto a quello che possiamo chiamare il germe dell'Università Napoletana, viene costituita una sezione sempre più importante, sempre più grande, dedicata ai reperti archeologici. Poi quando nel 1919 viene dismesso il Palazzo Reale passa direttamente dai Borboni ai Savoia, a differenza di altri luoghi dove con l'Unità d'Italia il passaggio è dagli ex monarchi al demanio dello Stato, in questo caso viene dato ai Savoia sia la Reggia di Capodimonte fuori Napoli sia il Palazzo Reale, e soltanto dopo il 1919, dopo la donazione dei Savoia, ha inizio la sistemazione del sistema museale napoletano che è simile a quello che oggi ci troviamo di fronte, nel senso che il Palazzo Reale resta come palazzo museo, con alcune collezioni che erano proprio dei Borboni. L'ex Palazzo degli Studi, poi diventato Palazzo dei Musei, diventa museo archeologico unicamente, come oggi, forse uno dei più grandi musei archeologici del mondo, e la Reggia di Capodimonte diventa invece la sede delle collezioni di dipinti e di sculture, e in parte anche di vasi. Quindi i musei nazionali napoletani si articolano su questi tre elementi: il Palazzo Reale, che resta tale, si visita come tale, che contiene la biblioteca, anche la Biblioteca Nazionale di Napoli è dentro il Palazzo Reale, il museo archeologico e il museo che custodisce i dipinti, le sculture e parte delle porcellane, che sta a Capodimonte. Ma arriviamo al 1957 per l'inaugurazione della Galleria di Capodimonte, cioè passano quasi 40 anni dal lascito dei Savoia. Ecco, ma a Milano, anche a Milano, con la soppressione dell'ordine dei Gesuiti, l'ex sede dei Gesuiti, il Palazzo di Brera dei Gesuiti, diventa la sede di una sorta di scrigno del sapere. Vengono qui collocate non soltanto alcune collezioni
di dipinti, concepite come annesso all'Accademia di Belle Arti che viene insediata dentro il Palazzo di Brera, ma qua dentro viene anche collocata la Biblioteca Nazionale e tutta una serie di altri attributi. E qui dobbiamo fare un ragionamento un po' più complesso. Allora, accanto al museo identitario locale, di cui parleremo tra poco, c'è un'idea del museo che nasce direttamente dalle grandi collezioni dei monarchi, i quali monarchi pensavano di raccogliere nelle proprie residenze principesche non soltanto dipinti, ma tutta una serie di oggetti che potessero stupire il visitatore. Diciamo che il museo nato dalle collezioni principesche è figlio di quella che in tedesco si chiama Schatzkammer o Wunderkammer, cioè una raccolta di oggetti che dovevano stupire l'interlocutore. L'interlocutore veniva, vedeva non soltanto dei magnifici quadri, delle magnifiche sculture, ma vedeva anche orologi meccanici, vedeva anche porcellane rare portate dalla Cina, tutta una serie di oggetti stupefacenti. Molti musei sono figli di questa visione, soprattutto musei generalisti. Brera diventa, poco dopo la soppressione del collegio gesuitico, 1776, sede di questo nucleo del sapere di cui il museo è una parte. Ecco, lo vediamo tutti insieme. Addirittura, vedete, a questa estremità c'è anche il famoso osservatorio di Brera, diretto da Boscovich, che costituiva parte di questo sapere. E tra l'altro voglio dire, e voglio fare un confronto tra Venezia e Milano, che il progetto per la Grande Brera, cioè di restituire tutto questo complesso soltanto alle gallerie di dipinti ed includere anche un edificio che sta qua, il Palazzo Citterio, comprendendo tutto il giardino, è un progetto degli anni 70. Io mi ricordo, seguivo i corsi di storia dell'arte del professor Russoli al Politecnico di Milano, che era anche sovrintendente ai beni artistici, il quale ci presentava il progetto della Grande Brera come se fosse da realizzare di lì a pochi anni. A Venezia lo stesso progetto, noi ci lamentiamo spesso di Venezia, della sua poca capacità di agire e di realizzare, invece a Venezia il progetto della Grande Accademia, bene o male, è stato realizzato, quindi non piangiamoci sempre addosso. Qualche volta a Venezia addirittura meglio di Milano, dove, come voi potete immaginare, si trovano sponsor ad ogni angolo di strada, molti più che a Venezia. Ecco il cortile di Brera. Ecco la pianta, vedete una pianta grandissima, il collegio gesuitico, partendo da un unico edificio a corte, simile ai palazzi che ci ha mostrato Gianmario Guidarelli, era andato poi espandendosi grazie alla crescente domanda di istruzione che i gesuiti erano chiamati ad offrire nei confronti delle classi dirigenti. Qui vediamo un'immagine del cortile, quando è in un periodo di trapasso tra il collegio gesuitico e sede del sapere, è un plastico dell'osservatorio di Brera. Ma facciamo un salto, andiamo in Francia perché parliamo un po' di tipi architettonici. Dobbiamo soprattutto a quello che avviene in Francia, a Parigi, tra il 1600 e il 1700, l'idea e il modello di galleria. Noi oggi usiamo galleria quasi come sinonimo di un museo quasi esclusivamente dedicato alle belle arti. Bene, questa parola viene dal francese galerie e corrisponde ad un edificio preciso, un edificio che aveva veramente l'aspetto di una galleria e che viene in parte dovuto a due principesse italiane, due Medici, che vanno in sposa di due sovrani francesi che si chiamano tutte e due Enrico II, detto anche Enrico di Valois, ed Enrico IV. Sono una Caterina de' Medici e la seconda Maria de' Medici. Caterina era figlia di Lorenzo de' Medici, aveva vissuto, era cresciuta nello splendore della corte medicea, quando va controvoglia, pare, sposa al re di Francia, si trova a vivere in un castello. Questa è la ricostruzione che Viollet-le-Duc farà a metà dell'Ottocento e la cosa non le piace affatto. Qui ci sono grandi dissidi col marito, i re di Francia, ma non soltanto i re di Francia, non amavano stare nelle città. Andare in città voleva dire affrontare una rissosa aristocrazia, i suoi rappresentanti, dover litigare con la Chiesa, con i mercanti. Preferivano stare nei castelli di campagna, nel bellissimo castello sulla Loira che Enrico II si era fatto costruire, e dedicarsi alla caccia. Questo era il profilo del re medio, compreso Enrico II. Caterina non ne vuole sapere. Caterina vuole stare in città, ma non vuole vivere in un castello. Ed è lei
dopo dissidi con il marito, a cominciare questo processo di trasformazione del castello del Louvre. Il Louvre era uno dei 3 castelli messi in fila lungo la Senna, il Louvre quello più a occidente, Châtelet in mezzo e Bastille più a oriente. Di questi 2 resta solo il Louvre, completamente trasformato grazie alla volontà di Caterina de' Medici. Dissidi col marito, ma come in tutte le famiglie che si rispettano, è la moglie che decide ed è la moglie che decide del destino del Louvre. Già il nome Louvre viene da lupo, lu, e non dà un'idea di grande palazzo urbano. Ecco, Caterina quando sposa Enrico di Valois, e guardate il Louvre. Oggi il Louvre è una corte, la corte originale che più o meno corrisponde al castello anche se ingrandita, e abbiamo 2 grandi tenaglie. Oggi il Louvre è unicamente un museo generalista che contiene non soltanto gallerie di pittura, di scultura, ma contiene una parte archeologica, contiene una parte di arti decorative che è stata scorporata, anche se sta dentro lo stesso museo, il Musée des Arts Décoratifs, con accesso separato. Ma vedete, non so se riuscite a leggere, come sia un processo molto dilazionato nel tempo. Qui ci sono le date, ecco, cominciamo dal Louvre. Catherine de Médicis, come è scritto qua, nella seconda metà del Settecento dà inizio alla prima galleria, cioè uno spazio, una specie di propaggine del Louvre che corre parallelo alla Seine, unicamente destinato a raccogliere collezioni di pittura. Questa stessa galleria verrà poi prolungata tra fine 500 e inizio 600 da un'altra Medici, Maria de' Medici, che va in sposa a Enrico IV. E quindi già verso il 1620 si completa la Galerie, da cui il nome Galleria, che va dal Louvre fino al palazzo che Caterina aveva in mente. Non ne bastava il Louvre rifatto, voleva una residenza reale, quelle che si chiameranno le Tuileries, realizzate soltanto per quest'ala, che doveva poi chiudere il sistema Louvre, ala che poi brucerà durante la rivolta della Comune di Parigi. Da cui poi, prolungando fino a tutto l'Ottocento queste 2 braccia, il Louvre assume questo carattere a tenaglia, una sorta di animale che sembra con due bracci aggredire qualcuno. Ecco, il Louvre del Plan Turgot, 1639, vedete, ancora ben lungi dall'essere completato ed avere l'aspetto di un palazzo come Gianmario Guidarelli ce l'ha descritto, con una corte interna. A questo proposito vi consiglio un bellissimo libro di Fernand Braudel. Fernand Braudel è conosciuto come grande storico materiale alla scuola degli Annales, ma ha scritto un libro abbastanza ignorato e immeritatamente, che si chiama Il lungo Rinascimento. In questo libro descrive come la Francia sia tributaria dell'Italia, e non soltanto attraverso le 2 regine, di una serie di modelli che venivano dall'Italia, modelli che vanno dall'architettura fino a come si allestisce una tavola. C'è tutto un capitolo sulla mise en table, di cui i francesi diventeranno maestri, che in realtà ha origini fortemente italiane. E dice c'è un grande rinascimento all'inizio fatto dai grandi pittori, dai grandi architetti, che poi si prolunga nel tempo attraverso aspetti che vanno a coinvolgere anche la vita quotidiana. L'esempio delle 2 principesse Medici che vanno in sposa dei 2 Enrico è assolutamente calzante rispetto a questa chiave interpretativa che ci propone Fernand Braudel, scritto Braudel. A Braudel l'Italia avrebbe dovuto dare qualche onorificenza, se non altro per questo libro, invece è morto assolutamente ignorato dalla Repubblica Italiana, ma questo è uno dei tanti errori che commettiamo. Ecco, l'idea di Caterina era di realizzare un'intera reggia con una serie di grandi corti, ma di questo sarà realizzato soltanto il fronte, tra l'altro con un destino curioso, perché quello che doveva essere il fronte che viene realizzato doveva essere il fronte principale rivolto verso il Louvre, con i giardini alle spalle verso gli Champs-Élysées, se qualcuno si ricorda come è fatto a Parigi. Poi, per il fatto che viene realizzato soltanto un'ala, l'ingresso viene invertito.
la facciata principale diventa la secondaria e via dicendo. Ecco, guardate in questo brutto schemino come funziona il sistema. In origine c'era un castello che non aveva nulla a che fare con il problema della conservazione dei dipinti, delle collezioni. Caterina fa realizzare il primo tratto, che poi viene continuato da Maria de' Medici, e questo si congiunge, vedete, con il palazzo delle Tuileries, voluto anche quello da Caterina, ma realizzato solo in parte. E questi sono progetti per il Louvre, sarà bandito un grande concorso, vi parteciperanno, ad esempio, vi parteciperà Bernini, che sarà sconfitto. Pensate, Bernini passava per essere il più grande architetto vivente, la sua proposta sarà scartata a favore di un disegno, Perrault, che era uno dei medici del re, era un medico che si dilettava di architettura, fratello del Perrault, autore di favole, scrittore. Ecco, Enrico IV e Maria de' Medici, altra donna di grande carattere, a cui però Enrico IV, che si piccava ad essere un amante dell'arte, lascerà mano libera. Ecco, l'idea di Caterina, prima di Caterina, ma poi soprattutto di Maria de' Medici, quando non si realizzano le Tuileries, vedete, è di una lunga galleria, la Grande Galerie, come sarà chiamata in francese, compresa tra il Louvre, vedete qua disegnato come se fosse stato interamente trasformato in un palazzo, cosa che non era vero, questo è un disegno del 1610, e la congiunzione con le future Tuileries, che avranno un'altra. Ecco, qua vediamo un'immagine della fine del Settecento, 1689, della Grande Galerie, e vediamo in fondo le Tuileries, vedete che si riconoscono per questi tetti, questi camini sui tetti, e l'attacco all'edificio del Louvre. Questo possiamo dire essere il primo museo concepito unicamente per l'esposizione di dipinti e sculture. La stessa Marie de' Medici, che era stata la patrona di Rubens, scusate, Rubens deve moltissimo a Maria de' Medici, gli farà realizzare 54 dipinti da collocare nella Grande Galerie. In molti di essi è ritratta la stessa Maria de' Medici. Come vediamo, questo è un quadro di Rubens che si chiama L'arrivo di Marie de Médicis a Parigi. Quindi la signora aveva anche un'alta opinione di se stessa. Ecco, vedete, qui è interessante questa scritta che sta nel punto d'attacco tra l'edificio del Louvre, propriamente detto, il quadrilatero, e la Grande Galerie. Il Museo del Louvre, fondato il 16 settembre 1992, scusate, siamo nell'età del terrore, siamo nell'età di Robespierre, siamo nel momento in cui si rendono definitivamente pubblici alcuni edifici e alcune prerogative che erano soltanto del principe. Vi ho detto all'inizio che uno dei fenomeni che marcano il passaggio dall'antico regime, dall'ancien regime, dal Settecento all'età contemporanea, è la trasformazione in pubblico di ciò che invece prima apparteneva soltanto al principe. Questo vale per i teatri, l'abbiamo visto nel caso del Teatro San Carlo di Napoli e di altri teatri reali, Hoftheater in tedesco, ma vale anche per tutta una serie di altre funzioni. La Biblioteca Nazionale di Napoli, altra non è che la biblioteca dei Borboni, diventata pubblica, e via dicendo. Bene, nel caso della Galerie del Louvre è ovviamente la Rivoluzione francese a cambiare non tanto l'assetto quanto l'uso, la gestione, che diventa pubblica. Ecco, questo è uno dei quadri che ci rappresenta l'attacco, l'inizio della Grande Galerie prima delle trasformazioni che Napoleone III negli anni 60 mette in atto e che trasformeranno radicalmente la Grande Galerie. Ecco, questa è un'immagine della Grande Galerie poco dopo la Rivoluzione francese. Vedete l'idea che poi diventerà una costante dell'architettura museale è avere la luce che arriva dall'alto attraverso una serie di lucernai. Una serie di dipinti e anche di sculture collocati lungo le pareti, e pareti continue, senza aperture,
perché la luce arriva dall'alto. Questo schema lo ritroveremo quasi dappertutto, diventa l'elemento riconoscibile di un museo. Questi sono progetti dell'età napoleonica per trasformare e migliorare la Grande Galerie. Gli architetti di Napoleone, Percier, Fontaine, De Valy, lavorano moltissimo a questo tema, e intanto già Napoleone I aveva pensato ad una seconda Grande Galerie, cioè un altro braccio collocato lungo la Rue de Rivoli, cioè più a nord, che completasse il sistema. Ma nessuno ancora pensava che il cuore del Louvre, cioè l'ex castello trasformato in palazzo, diventasse sede di museo, come oggi. Ecco, vediamo varie proposte di trasformazione, queste di Percier, siamo nell'età napoleonica, quell'altra di Vailly, e sotto una immagine rovinistica, come la moda del tempo imponeva, di una Grande Galerie ormai ridotta in rovina. Ecco, vediamo oggi la Grande Galerie, vedete in fondo non è tanto diversa da quello che abbiamo visto prima, no? Questa volta a botte, la luce che viene dall'alto, le pareti continue, e vedete scandite, ci sono una serie di passaggi che scandiscono, erano concepiti anche per differenziare epoche, stili, scuole, lungo questo percorso che il visitatore era invitato a percorrere. Ecco, vediamo un'immagine del sistema Louvre così come è completato poco prima di prendere fuoco, di essere oggetto di essere incendiato dai rivoluzionari della Comune parigina. Siamo alla fine del Secondo Impero, vedete gli Champs-Élysées e l'Arc de Triomphe che sta in fondo, i giardini del Tuileries, le Tuileries, e vedete le due tenaglie, chiamiamole i due bracci della tenaglia Louvre, ormai completato. Ripeto, però, il Louvre vero e proprio è ancora sede dell'imperatore, una delle sedi dell'imperatore, ed è soprattutto sedi di ministero. L'ultimo ministero, il Ministero delle Finanze, che ha reso possibile, la cui cacciata, il cui allontanamento, chiamiamolo così, ha reso possibile la realizzazione del Grand Louvre, avviene negli anni 80 del Novecento, quando è passato da Louvre alla sede di Bercy. Ecco, ma un altro soggetto, un altro possibile strada che porta verso il museo generalista è, dicevo, il concetto della Wunderkammer, della Camera delle Meraviglie, esteso ad un intero sistema edilizio. Qui siamo a Dresda, siamo nella capitale del Granducato di Sassonia, Sassonia-Anhalt, che si caratterizza per sovrani estremamente ben disposti verso le arti, grandi collezionisti. Tra l'altro la prima porcellana arriva a Dresda, e il signore di Dresda non soltanto dà inizio, dopo aver rubato il segreto della porcellana ai cinesi, dà inizio alla prima manifattura vicino a Dresda, Meissen, ma costruirà uno dei padiglioni che vediamo qua, il Chinesische Pavillon, è realizzato interamente in porcellana. Era una delle grandi meraviglie del tempo. Sarà distrutto durante il tremendo bombardamento di Dresda nel febbraio del 1944, e nessuno avrà più la voglia e i soldi per ricostruire un padiglione in porcellana. Immaginatevi poi nella Repubblica Democratica Tedesca, se pensassero. Io, tra parentesi, visitai Dresda nel 1974, era ancora un paesaggio di rovine, quindi il padiglione in porcellana non fu mai ricostruito. Ma l'idea del principe di Sassonia era di realizzare una Wunderkammer alla grande scala. Non so se riuscite a leggere quello che sta scritto, non credo, tra l'altro è scritto in francese, siamo verso il 1720, vedete, vediamo, non si vede niente qua, anche perché questo proiettore fa veramente schifo, se posso dire. In effetti so che è in programma, qui chiedo a un rappresentante del direttivo, è felicemente in programma l'idea di sostituire completamente l'impianto audiovisivo. Io plaudo a questa iniziativa, ecco, applaudiamo tutti, perché vorrei farvi vedere l'originale, un bellissimo disegno. Ecco, se potessimo leggere questo elenco vedremmo una sorta di rappresentazione enciclopedica delle scienze, del sapere e delle arti belle. Ogni aspetto deve essere rappresentato. In questo strano edificio di forma
come giudicarla, una specie di quadrato con due esedre che prende un nome buffo, Zwinger. Zwinger in tedesco vuol dire canile, e voi dite ma che c'entra un canile con un edificio così importante? Molto semplicemente perché questo era l'inizio del parco che si estende al di là della Hof del palazzo di corte, e quindi teneva i cani, i soliti cani fondamentali per andare a caccia, per svolgere le attività che si confacevano alla vita di un principe. Ecco, questa è un'immagine della galleria, si chiama già gallerie galerie alla francese, dove troviamo di tutto, troviamo, vedete, calchi, troviamo libri antichi, cioè l'idea era di rendere al visitatore tutta la ricchezza degli interessi del principe, il quale collezionava praticamente di tutto. Addirittura in Russia Pietro il Grande fa costruire un intero palazzo, non è una Wunderkammer, non è soltanto una camera piena di curiosità, ma un intero palazzo dove, divisi per piani, ci sono tanti aspetti legati non soltanto alle arti belle, ma alla scienza, agli strumenti scientifici e via dicendo. Sempre l'idea è di rendere il visitatore assolutamente stupefatto. Ma come abbiamo detto 2 volte fa, quando ho parlato del teatro, abbiamo parlato di Gottfried Semper, che diventa insieme a Richard Wagner il grande collaboratore del principe, Wagner per la musica e Semper per l'architettura. A Semper, prima che fugga da Dresda perché aveva partecipato alla rivoluzione del 48, viene dato l'incarico di costruire una galleria. Qui non la vediamo, è il lato che manca, è il lato di qua, una galleria esclusivamente destinata alla collezione di quadri. Oggi si chiama Semper Galerie. Qua vediamo una specie di modellino che sta vicino a Dresda, dove vediamo lo Zwinger con i 2 padiglioni, uno dei 2 era in porcellana, come vi dicevo, il quale Zwinger si chiude, vedete l'edificio più alto, con la Semper, oggi si chiama Semper Galerie, la galleria destinata a ospitare le collezioni di quadri, e che viene realizzata dopo la fuga di Semper negli anni 50 e 60 dell'Ottocento. Questo è un dipinto di Canaletto. Canaletto passò per Dresda e dipinse una serie di scene, tra cui il ritratto dello Zwinger, e vediamo il lato vuoto dove Semper costruirà la sua galleria. Ecco, qua la vedete bene, la galleria è accostata, si sovrappone al sistema che era stato concepito all'inizio del Settecento. Ecco, qua vediamo anche tutte le prerogative del principe, le funzioni che sono nate come funzioni principesche e si sono poi divise, sono diventate qualcosa di diverso. Non la vediamo, ma qui c'è la Hofburg, che come il Louvre è un vecchio castello progressivamente trasformato in palazzo all'italiana. Accanto è l'Hoftheater, il teatro di corte di Semper, che dopo il 48 diventa teatro pubblico o semipubblico, e vediamo la galleria, la serie di gallerie di luoghi destinati all'esposizione, i quali sono collocati all'inizio del parco principesco. Quindi è un vero e proprio sistema che lentamente, da prerogativa del principe, diventa luogo, diventa a disposizione del pubblico. Ecco, questa è un'immagine del 1900 circa. Vediamo la galleria di Semper, la Semper Galerie, come sarà chiamata dopo, e l'Hoftheater ricostruito dallo stesso Semper. Quindi in questa piazza abbiamo tutti edifici progettati da Gottfried Semper. Ecco un'immagine d'oggi e uno schema che Semper utilizzerà anche a Vienna quando sarà chiamato ad un incarico molto più impegnativo. Abbiamo fatto un accenno alla Ringstrasse, cioè questa sequenza di grandi edifici pubblici che sta lungo l'anello viario. Ring vuol dire anello in tedesco come in inglese. Qui vediamo una scritta: Giovanni, re di Sassonia, protettore di tutte le arti e monumenti, realizza, questo è all'inizio della Semper Galerie, 1860. Ecco, qui vediamo, scusa, no, 55. Ah, hai ragione, sì, è un 5 quello.
Qui vediamo la Semper Galerie, la vediamo ai diversi piani, vedete è un corpo complesso, però sempre concepito con l'idea che è nata dalla Grande Galerie di Parigi. C'è una sequenza lineare dove il visitatore è invitato a percorrere epoche diverse, scuole diverse, stili diversi. Soltanto nell'ultimo piano, ovviamente, lo vediamo segnato da questa crociera, è possibile avere luce dall'alto. Ma Semper poco dopo, cioè nel 1859, vince il concorso per la sistemazione di quella che è la piazza centrale della Ringstrasse, il cosiddetto Kaiser Forum, cioè il foro dell'imperatore. Questa è la Hofburg, cioè la residenza degli imperatori d'Austria. Anche qui siamo di fronte a un castello, Burg in tedesco vuol dire castello, che è stato progressivamente trasformato in palazzo, ma viene posto il problema di creare una nuova facciata dal carattere meno militare e più civile, che deve essere contornata da due ali destinati ad accogliere ministeri, ne sarà realizzata una soltanto, e da due grandi musei, il Kunsthistorisches Museum, il museo di storia delle arti, di belle arti, e il museo di storia delle scienze. Sono due musei perfettamente simmetrici, perfettamente identici, come dire che il tipo del museo va al di là di ciò che deve esservi contenuto. Che si tratti di animali impagliati, che devono raccontare la storia dell'evoluzione. Siamo negli anni dopo che Darwin ha pubblicato i suoi resoconti sull'evoluzione della specie, dopo lunghi viaggi in giro per il mondo. È una teoria che è stata accettata quasi da tutti, persino dal retrogrado imperatore d'Austria, ed è per questo che questa generazione di musei prende il nome di storia, musei di storia naturale, di storia delle scienze, perché si racconta la storia dell'evoluzione delle specie animali. Il tempio di Teseo in mezzo che viene realizzato, comunque sia, in questa occasione, vedete, Semper ha modo di raddoppiare quello schema corpo singolo che aveva realizzato a Dresda. Sono passati pochi anni, ma il progetto è molto più complesso. Ecco, qua vediamo una pianta del Kaiser Forum, una pianta disegnata dopo. Vedete l'Hoftheater di Semper, vedete le due ali dei ministeri, di cui questa soltanto sarà realizzata, la nuova facciata della Hofburg e i due musei, il Museo di Belle Arti e il Museo di Storia Naturale. Tutte e due hanno un grande ingresso, particolarmente enfatizzato, e una biblioteca collocata al piano superiore che corrisponde al grande ingresso. Questa è un'immagine d'oggi, potrebbe essere il Museo di Belle Arti o il Museo di Storia Naturale, sono assolutamente simmetrici ed identici. Vedete come sia vicino al modello di palazzo all'italiana, no? Quest'idea di avere un grande bugnato al piano terreno, di avere una serie di lesene intervallate da grandi finestroni, che chiaramente si ispira, per parola dello stesso Semper, alle procuratie nuove di Venezia. Questa è una brutta immagine, ma ci fa vedere come è organizzato lo spazio all'interno di uno dei due musei, e questa è la pianta con le funzioni del Museo di Storia Naturale. Vedete le due corti, vedete la biblioteca che non prende soltanto il corpo centrale, ma va a invadere anche questa parte, ma vedete che non ci sono solo quadri, Gemälde in tedesco, ma anche bronzi, erbe, non so come, Würzen, non so cosa ci facciano. Monete, Münzen, scusa, è una M, certo, Würzen. Ho letto male, che qua si cancellano le lettere, questa sembrava una R e questa una W. Sì, le erbe non c'entrava niente. Ma ai primi dell'Ottocento si afferma un nuovo modello, un nuovo tipo architettonico, che è quello di una galleria che corre sui 3 o 4 lati, dipende, con al centro un grande volume di forma circolare, chiaramente ispirato al Pantheon romano. Il primo è l'Altes Museum di Berlino, disegnato da Friedrich Schinkel, architetto amatissimo, il più amato dagli architetti, potremmo chiamarlo, nella facoltà di architettura Schinkel è più famoso di
di una grande star, il quale a Berlino, diventando diciamo, l'architetto del principe, colui che dopo la cacciata dei francesi deve interpretare tutte le funzioni di grande livello, disegna questo museo destinato alle antichità. Altes Museum non vuol dire museo vecchio, alt vuol dire vecchio, significa museo che contiene le antichità. Ed è il primo tassello di quella che poi sarà chiamata l'isola dei musei. È una sequenza di musei, uno dietro l'altro, che comincia con l'Altes Museum. Questo è un disegno, Schinkel disegnava benissimo, anche per questo è tanto amato dagli architetti di tutte le epoche, di tutte le età. Questa è un'immagine d'oggi, vedete un grande colonnato, una galleria che corre tutta attorno e al centro questo volume che inganna visto dal di fuori perché all'interno è cupolato, è una specie di riproduzione del Pantheon. Ecco, lo vediamo in pianta, vedete la galleria che gira attorno, due piccoli cortili e questo spazio centrale che viene concepito per ospitare la statuaria. Ci sono una serie di nicchie, come vedremo tra poco, dove Schinkel, ecco lo vedete il soffitto a cassettoni, esattamente come nel Pantheon, è una serie di nicchie dove troviamo copie, ovviamente copie di statue, tra le più famose e le più rinomate. Il cortile e le gallerie a imitazione della Grande Galerie del Louvre che continua a costituire un modello. Questo è un disegno famosissimo di Schinkel che rappresenta questa parte destinata alla statuaria. Ecco, lo vediamo, no scusate, qua vediamo un museo che nasce pochi anni dopo con un principio molto analogo, il British Museum di Londra, che al centro ha un grande spazio circolare, in questo caso non destinato alla statuaria, ma destinato alla biblioteca, come abbiamo visto molto spesso. Siamo di fronte a questo abbinamento. E la National Gallery di Londra, la National Library, scusate, ha avuto sede qui fino a pochissimo tempo fa, solo credo 20 anni fa è stata inaugurata la National Library di Euston, vicino alla stazione di Euston. Anche in questo caso il riferimento all'architettura greco-classica, è un grande edificio, un grande museo di carattere generalista come il Louvre. Oggi il British Museum è praticamente un museo che ospita collezioni antiche, archeologiche, ma anche il British Museum ha generato nel tempo tutta una serie di sottomusei specializzati in un settore. La National Gallery già negli anni 40 e l'Ottocento per le collezioni di dipinti, il Museo di Scienze Naturali, di storia naturale degli anni 70 e via dicendo. Molti di questi musei generano per parto una serie di musei specializzati. Ecco, vedete questo grande colonnato, l'architetto si chiama Smyrke, scritto Smirke, siamo nel 1821, cioè pochi anni dopo l'Altes Museum che abbiamo visto, ma il modello dal punto di vista tipologico e formale è quasi lo stesso. Non so se i due si conoscessero, probabilmente Smyrke aveva visto l'Altes Museum. Ecco, vedete la pianta che sembra avere dilatato in una dimensione più ampia lo stesso schema che abbiamo visto impiegato da Schinkel nella sua Altes Museum. Vedete la reading room, non vedete niente perché non si vede nulla, vorrei girarvi l'immagine che ho qua davanti, voi poveretti vedete delle ombre, dei fantasmi, bah insomma tu sei molto gentile ma non si legge niente. Questo, allora, fidatevi di quello che vi dico, questo è un grande tondo cupolato che contiene la biblioteca, tutto attorno ci sono i depositi e attorno corrono le gallerie. Il primo progetto era così, poi viene ampliato con una serie di appendici. Ecco, questa è l'immagine della sala centrale destinata a biblioteca, un po' esagerata nelle proporzioni rispetto alla dimensione degli umani, non era così gigantesca. Vedete con una serie di ballatoi dove erano collocati i libri a scaffale aperto, ma a cui potevano accedere solo alcuni studiosi. Ma dai musei delle grandi città ritorniamo al museo locale, al museo identitario, che in teoria doveva essere il fulcro della mia relazione, ma in realtà non lo è perché ho passato quasi 3/4 d'ora
a parlarvi dei grandi musei. Quindi, bene o male, abbiamo parlato dei musei delle 3 grandi capitali europee, il Louvre, la British Museum e il sistema di musei berlinesi. Ecco, a Berlino si partirà subito con una serie di musei specializzati, un passo più in là rispetto a quello che accade a Londra e a Parigi, anche perché a Berlino non abbiamo una grande collezione di corte che poi, o del principe che poi viene, come dire, aperto al pubblico. Si parte già con l'idea di un museo aperto al pubblico. Ma vorrei, nell'ultima parte della mia relazione, parlare di 3 musei collocati nel Veneto: Bassano del Grappa, Padova e Venezia stessa. Allora, partiamo da Bassano. Bassano fino a pochi anni fa era un bellissimo esempio di museo che contiene tutto. Museo identitario che contiene tutto ciò che possa definire il volto della città, la sua storia, le sue caratteristiche. E naturalmente anche questo era collocato dentro un ex convento. Abbiamo parlato l'ultima volta dei conventi soppressi che in Italia, nel Veneto, costituiscono il terreno, la materia su cui si costruiscono gli edifici pubblici, e soprattutto i musei sono tutti collocati, a parte il caso di Venezia, come vedremo, sono collocati in ex conventi. Questo è l'ex convento francescano, che fino, come vi ho detto, a pochi anni fa conteneva l'archivio storico, la biblioteca e quello che diventerà nel 1992 il Museo della Ceramica, come elemento a parte. Ecco, Museo Civico di Bassano, questa è la vecchia facciata, il vecchio ingresso, vedete, che era stato costruito attorno al 1850. Vedete la il vecchio logo con la scritta Museo, Biblioteca, Archivio. Oggi non è più così perché sono stati separati, ma vedete quanto sia recente. E qui vediamo la pianta oggi, dove questa parte è ancora riservata al Museo Archeologico, che sta ancora lì, mentre questa parte è il piano superiore alla collezione di dipinti. Qui al centro c'era la biblioteca, che è stata allontanata. Del Museo Civico di Bassano è stata a lungo direttrice la socia Paola Marini, prima di diventare poi direttrice dei musei civici veronesi e di diventare poi, ahimè, per troppo poco tempo, direttrice delle gallerie dell'Accademia. C'è tra l'altro una specie di passaggio tra Bassano e Verona che non ho mai capito, perché anche il suo predecessore Licisco Magagnato fu prima direttore del Museo di Bassano e poi direttore dei Civici Musei di Verona. L'attuale direttrice è una nostra dottorata che si chiama Chiara, oh mio Dio, dopo mi verrà in mente il nome, speriamo che diventi anche lei direttrice dei musei veronesi, che compie questo stesso percorso. Chiara Casarin, scusate. Ecco, dal 92 il Museo della Ceramica a Palazzo Sturm è un piccolo museo che però segna questa sorta di progressiva frammentazione di quello che era nato come un museo globale, che doveva contenere non soltanto le collezioni, ma anche biblioteche e carte d'archivio. E veniamo a Padova. Padova è interessante perché, come anche il Museo di Venezia, come il Museo di Padova, nasce da una donazione. I comuni si trovano all'inizio, malgré soi, a realizzare un museo, perché si trovano titolari di grandi collezioni. A Venezia il primo che lascia la sua collezione al comune è il signor Teodoro Correr. Il suo nome resterà ancora oggi a definire i musei civici. Tra l'altro a Bassano la donazione è di un botanico che lascia una serie di libri di carattere botanico, lascia una serie di quadri che ritraevano piante e fiori e anche una serie di vasi e vasetti contenenti. Bottaccini invece all'inizio del Museo Civico di Padova era forse il più grande collezionista di medaglie e di monete del mondo. Quindi il Comune di Padova si trova all'inizio con una collezione di medaglie e di elementi di vario conio con i quali è chiamato a realizzare il primo museo civico, il nucleo del futuro museo civico. Oggi, proprio di fronte alla sede del Museo Civico, il Comune di Padova ha realizzato un museo di arti applicate
dove all'ultimo piano è ospitata la collezione Bottacin. Il signor Bottacin aveva lasciato anche i mobili, come vedete, cioè i contenitori delle monete, come spesso accadeva. Le collezioni erano spesso seguite o dalle stesse teche, dagli stessi elementi d'arredo, o addirittura, come nel caso di Teodoro Correr, dal palazzo, il palazzo di famiglia che ospitava la collezione. Infatti, come vedremo tra poco, il primo museo civico di Venezia è ospitato nel piccolo palazzo Correr, troppo piccolo perché potesse essere anche nei tempi brevi la sede del museo. Ecco, ma ben presto, quando arrivano altre donazioni, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, si pone il problema di dove collocarlo. E qui ci sono due opzioni. La prima è nel convento degli Eremitani, tra la chiesa degli Eremitani e la cappella degli Scrovegni. Pietro Selvatico Estense, grande studioso padovano, che è stato per anni direttore dell'Accademia di Belle Arti, grande studioso dell'architettura non soltanto veneta, optava per questa soluzione. Coniò la famosa frase: il Museo di Padova deve andare tra Giotto e Mantegna, cioè tra gli affreschi degli Eremitani e la cappella degli Scrovegni. Invece sarà scelta un'altra soluzione, l'ultima corte, l'ultimo cortile del convento del Santo, che non è della Basilica del Santo, che non era stato affatto soppressa o eliminato. I frati antoniani erano talmente potenti che non furono scalfiti dalle soppressioni napoleoniche. Il museo padovano si insedia in questa corte pagando fior d'affitto. Una delle ragioni che ostavano alla collocazione del museo in quella sede è che il Comune di Padova dovette pagare per lungo tempo un congruo affitto all'Arca, credo, al capitolo della Basilica Antoniana. Ecco, tra Giotto e Mantegna, vedete gli affreschi giotteschi nella Cappella degli Scrovegni e gli affreschi di Mantegna negli Eremitani. Ecco, paradossalmente poi quello che è successo in anni recenti è stato l'abbandono del Museo al Santo, siamo nei primi anni 2000, 2003, 2004, e il ritorno all'idea di Selvatico, cioè la collocazione del Museo degli Eremitani, dove oggi il museo è molto ben disposto, ha ampi spazi. Il Museo al Santo era un museo sovraffollato, non so se ve lo ricordate, che dava l'idea del museo ottocentesco, no? Dove c'era questa sovrapposizione di dipinti, sculture e altri oggetti. Di fronte, qua non lo vediamo, questa è la sede della Cassa di Risparmio, ma qui c'è il Palazzo Zuckerman, che abbiamo visto prima, che ospita il Museo di Arti Applicate, e all'ultimo piano la collezione Bottacin. Ecco, questa è l'immagine dell'ingresso del Museo al Santo, fu Camillo Boito a disegnarlo, siamo negli anni 70, disegnò il cosiddetto dado marmoreo, perché è interamente ricoperto di pietra d'Istria levigata, e questo è l'ingresso, un ingresso piuttosto fastoso, che conduceva al primo piano, alla biblioteca, all'archivio di Stato e alle collezioni di dipinti. E queste sono immagini del Museo al Santo, vedete come fossero affollate le stanze, le gallerie, come si chiamavano, e anche qui vediamo la coesistenza di oggetti diversi, non solo dipinti, non solo stampe, ma anche oggetti, vasi, elementi ereditati da diverse collezioni. Ecco, vedete, questa è un'altra immagine, c'è di tutto, una statua di Dante, ci sono le muse, riproduzioni di statue antiche, dipinti di vario genere, ritratti. Cioè il museo civico, il museo locale diventa molto spesso una sorta di deposito dove finiscono, a volte in modo casuale, a volte disposti in modo meno casuale, i risultati, le diverse donazioni. I comuni italiani comprano pochissimo. Quello che espongono o è dovuto a donazioni o, come nel caso di Venezia, la famosa missione Canova, che fu capace di andare in Francia e ritornare con molti dei quadri che i francesi avevano rubato durante l'occupazione, ma acquisti pochissimi. Ma qui veniamo al Museo Civico di Venezia. Qui vedete il fondaco dei Turchi, che era stato pensato come la sede principale del Museo Civico, prima di diventare come oggi il Museo di Storia Naturale,
e la collocazione qui nasceva da una serie di motivazioni diverse. Una era di carattere fisico, topografico. Qui vediamo il fondaco dei Turchi all'inizio, da fotografie da riproduzione del tempo che precede il restauro. Il restauro avviene tra la fine degli anni 50 e il 1876, quando viene inaugurata la sede. Ma vedete che questa è un'immagine, è un quadro di Guardi, dove si vede il fondaco dei Turchi ben prima dei restauri. Ecco, ma volevo mostrarvi questo. Vedete la veduta del Canal Grande, il fondaco dei Turchi, come era in origine, e il palazzetto Correr, il palazzo Correr. Ecco, la storia dei musei civici veneziani nasce negli anni 30 dell'Ottocento con la donazione Correr. Il signor Correr lascia la sua collezione di dipinti, ma non solo dipinti, anche cimeli vari, e anche il suo palazzo al Comune di Venezia. È il primo nucleo del museo locale di Venezia. Il problema è che subito dopo, già negli anni 40, arrivano altre donazioni, ma questa volta senza il bene immobile allegato, e quindi c'è il problema di dove collocare le nuove collezioni. Una delle prime idee già negli anni 50 è di collocarlo nel vicino fondaco dei Turchi, appositamente collegato con una galleria al Palazzo Correr. La discussione però porta via molto tempo, tra l'altro è un progetto molto costoso. Nel frattempo Venezia, siamo alle soglie dell'apertura del canale di Suez, guarda sempre di più a Oriente e pensa di ritornare ad essere il grande hub, il grande snodo tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud. C'è un episodio abbastanza interessante. L'imperatore d'Austria, dopo anni durissimi in cui si voleva punire Venezia per la rivolta del 48, una rivolta che era stata particolarmente lunga e sanguinosa, dopo anni di difficile occupazione militare, arrivano Francesco Giuseppe, accompagnato dalla consorte Elisabetta, detta Sissi, e con un ramoscello di ulivo in mano, insediando Massimiliano d'Asburgo, il fratello molto più mite di Radetzky, nella gestione della cosa pubblica, e facendo un dono alla città. Dice: voglio fare un dono alla città, voglio fare in modo che resti un segno nel tempo. E allora in Consiglio Comunale c'è una curiosa discussione. All'inizio si vuole costruire un monumento a Marco Polo. Siamo sempre nell'idea di far sì che Venezia torni ad essere il collegamento tra Oriente e Occidente. Poi, dopo una lunga discussione su dove collocare la statua di Marco Polo, ci si perde in questa discussione, si decide di stornare quel fondo, che era un fondo abbastanza consistente, nel restauro del fondaco dei Turchi, nell'ipotesi di fare sì che diventi la sede per ospitare le nuove collezioni che nel frattempo il Comune ha acquisito. Nel frattempo Pietro Selvatico Estense, che al momento era direttore dell'Accademia ed era un'ascoltatissima voce in materia d'architettura, sostiene che il fondaco dei Turchi è uno dei pochissimi esempi di edilizia residenziale veneziana del Medioevo. Dice Selvatico: noi abbiamo moltissimi esempi che riguardano l'architettura religiosa, ma dell'architettura civile non abbiamo nulla. Restaurare, o meglio, fare ritornare il fondaco dei Turchi al suo originale carattere, al suo originale aspetto, è un dovere che noi abbiamo nei confronti della storia di questa città. Selvatico era molto ascoltato, è stato l'ispiratore di Ruskin che di architettura non sapeva nulla, scopiazzerà in modo indecoroso dalle guide e dai libri che Selvatico scrive negli stessi anni su Venezia. Ecco Pietro Selvatico Estense, padovano ma molto amico di Venezia, anzi dirà, siccome detestava l'architettura dell'antichità classica, detestava l'architettura greco-romana, dirà: io prima ho scritto una guida su Padova, ma non mi è piaciuta affatto perché ho dovuto parlare di monumenti romani. Mi piace molto l'idea di scrivere una guida sull'architettura di Venezia, perché così mi evita di parlare dell'antichità romana, che io non amo. Ecco, nella sua guida
sull'architettura e sulla scultura di Venezia, 1849, cioè un po' prima che si discuta del destino del Fondaco dei Turchi, sostiene questa tesi. Il Fondaco dei Turchi è un insieme di elementi sul fondo di un'architettura tipicamente veneto-bizantina, assomma una serie di riferimenti che vanno oltre la stessa arte bizantina. Ci sono elementi arabici, dice, l'elemento triangolare che sta sul coronamento è di origine arabica e quindi testimonia di questo legame molto forte che Venezia ha sempre avuto con l'Oriente, non soltanto l'Oriente greco-cristiano ma anche quello arabo-musulmano. E questa teoria piace molto a una città che sta cercando di aprirsi a est, che sta cercando di riprendere il ruolo di grande tramite tra l'Oriente e l'Occidente. Tra l'altro in quegli stessi anni nasce la scuola, l'antenato di Ca' Foscari, l'Istituto Superiore per il Commercio e Industria per i ragazzi, lingue orientali per le ragazze. Voglio chiarire questo aspetto. Siamo nel 1868, un anno prima che si apra il canale di Suez. E quindi vengono lanciati una serie di studi, molti dei quali fasulli, sul Fondaco dei Turchi. C'è soprattutto un inganno all'origine, un inganno fondamentale. I turchi si insediano in questo edificio nel XVII secolo, quando l'edificio aveva già un carattere completamente diverso. Il periodo, il 1200, a cui si riferiscono gli studi di Selvatico, vedeva non i turchi ma la famiglia Pesaro, cioè volendolo restituire all'originario carattere avrebbe dovuto chiamarsi Palazzo Pesaro, ma di Palazzo Pesaro ce n'erano tanti altri e in più Palazzo Pesaro non evocava questo legame con l'Oriente a cui la città teneva moltissimo. E quindi qui vediamo un'immagine, un rilievo del Palazzo Correr e vediamo lo spigolo del Fondaco dei Turchi, in parte già restaurato, marmorizzato, viene completamente ricoperto di marmo bianco. Queste sono rare immagini del cantiere fatte dall'impresa che pone i marmi. Vediamo, sono tutti disegni. Ma nel frattempo, mentre si decide di restaurare il Fondaco dei Turchi, cioè rivestendolo di marmi e creando due torrette che nulla al mondo giustifica, le due torrette sono un'invenzione totale, diventa il luogo dove si raccolgono una serie di frammenti bizantini, patere, portali di porte, una specie di deposito. Ecco, vedete, all'interno ne troviamo tanti, ma una volta anche vere da pozzo che vengono portate qua. Ecco, l'unico elemento che legittimava la realizzazione di due torri era la pianta del De Barbari. Non so se riuscite a vedere, nonostante lo schifo sì, questo si vede. Vedete, questo è il Fondaco dei Turchi, con due torrette molto diverse però da quello che sarà costruito. Tra l'altro non c'è la dentellatura e badate bene, De Barbari era estremamente preciso nel descrivere il carattere e il carattere, anche i finimenti, le finiture di molti edifici veneziani. Ecco, questo è il progetto così come prende forma a firma di Berchet, che diventerà poi il primo sovrintendente ai beni architettonici di Venezia. Il signor Berchet è stato dai miei colleghi restauratori dileggiato, paragonato a una specie di assassino, di criminale. I corsi di restauro spesso cominciano allo IUAV mostrando il Fondaco dei Turchi per far vedere agli studenti come non si deve fare, come esempio negativo. Ma il povero Berchet però stava eseguendo le volontà di Selvatico, cioè senza l'autorevole avvallo del signor Selvatico mai avrebbe osato mettere le mani in un modo così libero, diciamo, su questo edificio. Questo edificio che diventa una summa di elementi bizantini e arabi. Questa dentellatura, secondo Selvatico, è di origine arabica e testimonia di questo legame di Venezia, soprattutto con l'architettura arabo-egiziana. Poi gli altri elementi sono prevalentemente bizantini, ma non tutti, vedete, ci sono anche degli archi a ferro di cavallo, anche questi tipicamente arabo-musulmani. Ecco, qua vediamo da queste immagini non soltanto la torretta, vediamo, facciamo un paragone con il vicino, quasi
no, mica tanto, Palazzo Cadoro, che sta un po' più là sull'altro lato del Canal Grande, perché in entrambi i casi si procede al rivestimento della facciata. Nel caso del Fondaco dei Turchi dal nulla, nel caso della Cadoro invece rimettendo mano a un rivestimento che già esisteva. Ecco, ma abbiamo nell'archivio civico del Comune di Venezia un formidabile giornale che viene tenuto da Giacomo Spira, cioè colui che realizzò le opere in pietra. In questo giornale abbiamo descritta tutta l'operazione restauro tra il 1861, quando comincia, e il 1867, quando finiscono i soldi. Ci sono più soldi. Ci si accorge che una volta rifatta questa costosa facciata in marmo e costruiti alcuni elementi come le scale che vedevamo prima, non resta più una lira. Ci si accorge, questi sono disegni fatti per il pagamento delle opere in pietra. Una volta completato ci si accorge che in realtà l'edificio non è in grado di contenere il museo. In realtà si tratta di un fronte. Dietro questa facciata c'è un porticato, c'è una specie di loggia libera, e poi ci sono una serie di stanze che hanno una profondità di circa 3-4 metri, quindi nulla rispetto al fabbisogno del Comune di Venezia. Questa è la porta laterale. Ecco, qui vediamo poi vediamo sia lo spessore modestissimo, anzi dovremmo vedere, ma non lo vediamo, lo spessore modestissimo del fronte restaurato e i due edifici che si sviluppavano all'interno. Ma i due edifici appartenevano ad un signore che non ne voleva sapere di mollarlo, aveva una intensa attività di commercio di materiali edilizi, non aveva nessuna idea di cedere al Comune di Venezia le due parti che sarebbero state fondamentali per poter finalmente avere una sede museale atta a contenere tutte le collezioni arrivate nel frattempo. Ecco, qui forse lo vediamo meglio, vedete, sono tutti disegni contenuti all'archivio civico, vedete, è soltanto questo, pochissimo. Quelle sono le due ali laterali dove per un breve tratto l'edificio gira lungo le due ali laterali. Ecco, vediamo l'edificio finito che, vi ripeto, ha pochissimo spessore. Ecco, qui lo vediamo in pianta, è nulla. Questa è la loggia e queste sono le stanze che stanno alle spalle. Qui vediamo un disegno del progetto concluso dal signor Spira, ma nel frattempo arrivano gli italiani, Venezia viene aggregata al Regno d'Italia, gli italiani vogliono fare bella figura e vogliono che questo progetto si concluda e che finalmente Venezia abbia un museo locale degno di questo nome. Nel frattempo tutte le città attorno, cominciare da Padova per finire con Treviso e Vicenza, hanno realizzato un museo civico. Ecco, vedete, questa è una rara immagine di ciò che accade dopo l'insediamento. Questa è una sala che contiene quasi esclusivamente armi e armature. Ma lo stesso Berchet viene incaricato alla fine degli anni 60 di raddoppiare il Fondaco dei Turchi, cioè di costruire sul sedime del vecchio Palazzo Correr e comprendendo tutto l'isolato vicino una specie di doppio del Fondaco dei Turchi con una facciata abbastanza simile sul Canal Grande ma esteso alle spalle, secondo un modello a quadrilatero, lo vedete in questa pianta, molto esteso in profondità e quindi capace di ospitare le diverse collezioni. Ecco, vedete il fronte sul Canal Grande, qui dietro c'è Saint-Jean-de-Goa, per chi conosce la zona, e fino a pochi anni fa questo era stato concepito come un disegno per ampliare il Fondaco dei Turchi verso il fondo, invece no, è un edificio da affiancare al Fondaco dei Turchi collegato da una galleria, vedete questa galleria pensile doveva servire a collegare la nuova ala, anzi il museo, con il Fondaco dei Turchi. Ecco qua io ho fatto un montaggio, vedete, mi sono permesso, riportando alla stessa scala, ho messo insieme il Fondaco dei Turchi restaurato, così come appare nei disegni del signor Spira, la galleria di collegamento e il nuovo fronte. Quindi
sul Canal Grande avremmo avuto questa sfilata di facciate lunga quasi 100 metri. Ecco, questo è un rendering, i rendering in 3D ci permettono di ricostruire quello che noi riusciamo a fare in altro modo, è la somma del fondaco dei Turchi completamente rifatto, non diciamo restaurato, e della nuova ala disegnata anch'essa da Berchet. Qua non si vede la galleria di collegamento. Più o meno in quest'area sorgeva il vecchio Palazzo Correr. Ecco, qua vediamo il prima, vedete il fondaco dei Turchi, il Palazzo Correr, un piccolo edificio laterale e un altro edificio sull'altro lato che sarebbero stati abbattuti. Ecco, questa è invece la pianta del fondaco dei Turchi, perché a un certo momento, quando si sta per dare il via al progetto di Berchet di raddoppio, finalmente il signore che stava alle spalle si decide a vendere al comune di Venezia le due ali laterali e quindi il fondaco dei Turchi, il museo, può espandersi naturalmente alle spalle dell'edificio restaurato e assume un carattere quadrilatero. E questi sono i progetti di rettifica che inglobano le due ali retrostanti. Naturalmente i soldi sono finiti, marmi pochissimi, come vedete nella parte retrostante, gran mattoni a vista, finestre e porte praticamente prive di decorazione. Qui potreste, usiamo il condizionale, riconoscere in sezione la parte del fondaco dei Turchi che è stata restaurata. Ecco, qua vediamo le due ali in sezione e sullo sfondo il retro della parte che di solito vediamo affacciata sul Canal Grande, quindi niente a che vedere con i lussi del fronte principale. Ma nel 1924 il Museo Civico di Venezia si trasferisce nelle Procuratie Nuove, dove adesso Museo Correr e Biblioteca Correr. Faccio vedere il Museo di Murano perché nello stesso 1923, cioè un anno prima, il comune di Murano è stato inglobato nella Grande Venezia. Si parla sempre di Mestre, si parla di Favaro, ma non si parla di Murano. Tra l'altro Murano è l'unico luogo dove ci sono scontri non da poco con la polizia. I muranesi non ne volevano sapere di essere inglobati nella Grande Venezia, quindi botte, scontri e via dicendo. Questa era la sede del municipio di Murano che aveva una sezione dedicata al vetro. La sezione dedicata al vetro e il Museo Civico di Venezia, collocato dentro il fondaco dei Turchi, aveva una grossa parte dedicata alle collezioni di vetro, soprattutto settecenteschi. Bene, l'avere inglobato Murano, quindi avere annullato la funzione palazzo municipale dentro questo edificio, fa sì che si decida fin dal 1923 di collocare qui tutte le collezioni vetrarie, cioè quello che sta al Correr e quello che stava lì dentro. Da municipio con biblioteca, museo annesso e varie cose, diventa sede del Museo del Vetro. A partire da allora questo libera spazi al museo civico e crea le premesse perché l'anno dopo possa essere spostato nelle procuratie nuove secondo un vecchio disegno di Pompeo Molmenti. Pompeo Molmenti da molto tempo diceva che la sede più adatta era quella. Ecco, vediamo oggi un'immagine del Museo del Vetro, quindi nasce dalla somma di queste due collezioni, ma è anch'esso partorito dal Museo Civico di Venezia, fa parte di quel fenomeno di parto successivo che fa sì che un museo generalista mano a mano nel tempo conservi la collezione di arti belle e decentri, collochi in altre situazioni, in altri luoghi invece le collezioni di carattere specialistico. Ecco, il Museo Civico nelle Procuratie Nuove, ex Palazzo Reale. In più c'è il vantaggio che Napoleone, nella sua megalomania, aveva preteso che le Procuratie Nuove fossero, l'accesso alle Procuratie Nuove fosse favorito da uno scalone imperiale a 3 rampe, che oggi è una sede veramente magniloquente del Museo Civico Correr, di cui ha conservato il nome. La presenza del mio amico e collega Pasquale Ventrice, che mi ha appena mandato un saggio che ho letto ieri, domenica, sui musei scientifici, in particolare
sull'idea che a Venezia nasca un museo della civiltà e della cultura del mare, dimmi tu se... È in fondo parte di questa storia, nel senso che questo museo che avrebbe dovuto nascere, che forse nascerà dentro l'Arsenale, in fondo anch'esso si ricollega alle collezioni che stavano o che ancora stanno dentro il Museo Correr, che sono, sapete, il Museo Correr non ha solo dipinti ma anche mappe, mappamondi, tutta una serie di elementi che ci raccontano la storia della civiltà marina. Certo, io ho parlato quasi esclusivamente dei musei di belle arti, ma il tema museo è un tema molto più ampio, come ho detto prima, soprattutto negli ultimi 40 anni sono nati musei d'impresa, musei tematici, musei dove si cerca di documentare ciò che ha un valore storico testimoniale, non più soltanto il bello, al quale molti musei sono associati, ma un'idea complessa che comprende le attività economiche, le attività artigianali, tradizioni locali, insomma il tema museo è diventato un tema centrale. Voglio parafrasare Marc Fumaroli che aveva detto nell'Ottocento il teatro d'opera diventa come la cattedrale del passato. Ecco, se invece parliamo di temi puramente architettonici possiamo dire che oggi il tema del museo è tra gli architetti forse il tema principale, paragonabile a quello che il tema religioso, il tema dell'architettura religiosa ha rappresentato fino a tutto il Settecento, fino alla Rivoluzione francese. Quindi oggi noi concludiamo questo ciclo, spero vi sia stato utile, spero che non vi abbiamo propinato troppe nozioni, spero che riusciate a distillare alcune linee, alcuni principi che vi possano guidare nella lettura di edifici che sono anche edifici non presentati da noi necessariamente, e speriamo che quanto noi vi abbiamo detto e raccontato in queste 9 sedute trovi anche una versione scritta che saremo felici di presentarvi e di distribuirvi. Grazie per l'attenzione.